Gratitudine alla Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities si è stretta in questa solenne celebrazione eucaristica attorno all'eminentissimo cardinale Odilo Pedro Scherer, arcivescovo di San Paolo e padre sinodale alla 13ª Assemblea Ordinaria dei Vescovi sul tema Nuova evangelizzazione e trasmissione della fede cristiana che domani volge al termine. Questa odierna celebrazione conclude anche gli incontri di preghiera ed evangelizzazione organizzati dalle comunità carismatiche della Catholic Fraternity, svoltisi in questo mese in alcune basiliche del centro di Roma, con lo scopo di accompagnare con la preghiera il Santo Padre Benedetto XVI e i Vescovi durante il lavoro del Sinodo. Attraverso la testimonianza diretta di alcuni padri e uditori sinodali che ci hanno onorato con la loro presenza, abbiamo partecipato anche noi indirettamente a questo respiro della cattolicità della Chiesa in vista di un rilancio dell'annuncio del Vangelo ai lontani e per ravvivare la fede tiepida dei cattolici battezzati all'inizio dell'anno della fede. In questo cammino intrapreso, pertanto, ci sentiamo confortati dalla sua presenza, Eminenza Reverendissima, e domandandole umilmente di volerci confermare nella fede a nome della Santa Madre Chiesa, desideriamo ardentemente assicurare suo tramite la nostra assoluta fedeltà alla sede di Pietro. Al Vicario di Cristo la Catholic Fraternity è legata da un vincolo di affettuosa devozione sin dalla sua creazione ad opera del Pontificio Consiglio per i Laici, quando il compianto predecessore, il Beato Giovanni Paolo II, affermò che uno degli obiettivi definiti dai nostri statuti è quello di salvaguardare l'identità cattolica delle comunità carismatiche e incoraggiarle nel mantenere uno stretto legame con i Vescovi e con il Romano Pontefice. In questa occasione ci è infinitamente gradito dire anche il nostro grazie a Vostra Eminenza per la sollecitudine pastorale con cui da sempre accompagna e sostiene il cammino delle nuove comunità nella Chiesa del Brasile e in particolare quello della Catholic Fraternity, che in seno al rinnovamento carismatico cattolico ha una specifica missione riconosciuta dalla Santa Sede. Il Santo Padre Benedetto XVI ha affermato che la stagione dei movimenti e delle nuove forme associative, fioriti dopo sotto il lungo e fecondo pontificato di Giovanni Paolo II, continua ancora oggi e che essi testimoniano la gioia, la fede e la bellezza di essere cristiani. In un'altra circostanza ci ha anche esortati così: cari amici, vi chiedo di essere ancora di più, molto di più, collaboratori del ministero apostolico universale del Papa, aprendo le porte a Cristo. Eminenza, come comunità di credenti avvertiamo più che mai in questo nostro tempo l'urgenza di una nuova evangelizzazione e il dovere di proclamare con ardore e coraggio Gesù Cristo, Redentore di tutto l'uomo e di ogni uomo. Solo attingendo da Lui, fonte viva, si può essere in grado di affrontare vittoriosamente ogni sfida che il mondo pone alle nostre comunità cristiane. Non temiamo nulla, dunque, per il futuro, perché la dignità della nostra natura ecclesiale e l'affascinante bellezza dell'incontro personale con Gesù Cristo, crocifisso, morto e risorto, che ha conquistato per sempre la nostra esistenza umana, ci spingono con coraggio e determinazione ad annunziare al mondo il lieto messaggio del Vangelo, unica speranza di salvezza. Per questi importanti compiti che il Signore ci affida, noi domandiamo umilmente a Vostra Eminenza di farsi latore presso il Vescovo di Roma e successore di Pietro, e noi gli promettiamo la nostra fedeltà, il nostro amore filiale e la nostra preghiera.